Buonasera. No, Saudarius, se sconnette dall'universo, io si è connesso. Ma mise su Moon. Ascolta le sue frasi, ascolta. Se vi chiedono da quanto tempo non fate l'amore e voi rispondete 4 mesi e vostra moglie 1 settimana, ricordate che il vostro problema non è la mancanza di memoria. Anche secondo me se sono ieri che io fa becco. Vabbè, dimmi io. Chiediamoci, un calciatore vegano può giocare con la Fiorentina? Ma se sei coerente, no? Secondo me. Confermo che è Lemona. Ma dai, non state così. Ricorda che l'acqua è potabile, ma anche la siepe, però non bevetela. Ma certo, infatti non sai che te bevi e foglie. Ma forza che non te bevi e foglie. Infatti dice che mangiava foglie, non che bevo a foglia. Ma per me a foglia voi altri vi si fuma. Prima di venire in terapia da me, che cosa avete fatto per risanare la coppia? Ah, beh, dottore, guarda, io ho provato tutti, sai quanti colleghi abbiamo visto? Psicologi, psicoterapeuti, terapisti di coppia, massaggini, agopunturi, preti, perfino a un veterinario che ho portato, non ha mai capito niente nessuno. No, abbiamo visto un sacco di gente che ne dà i consigli più strani, più disparati e dirò anche più disperati. Tipo? Uno ti ha detto, per recuperare il vostro rapporto dovete fare il scambio di coppia. E l'avete fatto? Certo che abbiamo fatto, abbiamo provato, se ne dice noi proviamo. E com'è andata? Com'è andata? Siamo andati su sto locale. Sì. Abbiamo fatto quello che bisognava fare, sto scambio di coppia. Ma a fine della serata mi ha cagato in Rio. E ora che scambio è? Tienti, se te che niente, tienti, se no non è scambio. E un altro suo collega illuminato ne ha detto provate a fare cose più estreme, ne ha detto fate rafting. Ecco, vede, questa è una bella esperienza, no? Com'è andata? Com'è andata? E che presente ora il rafting, certo cosa che che sì. in pratica ti metti un cima, un gommone e ti butta sopra il Brenta. Obiettivo arrivare vivi alla fine. Sai come che è andata a finire? L'istruttore dopo 5 minuti si è buttato in acqua. Negate sue sponte. Io, sottoscritta in Scantamburlo, mi sono cattata insieme a un sasso con una copertina tipo terremotati. E invece il cancro di mio marito, le sue ricerche sono durate 48 ore con gli elicotteri e alla fine gli era dentro un baretto in Valsugana a riosugare a buracco.